Va ora in onda Mente. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora c'è una foto molto significativa della contemporaneità, una foto molto interessante da osservare, soprattutto da un'ottica di centrodestra. È una foto che trovate oggi su molti giornali che mette fianco a fianco tre personaggi. Diciamo non proprio secondari nella temperie di inizio millennio. Elon Musk, il presidente dell'Argentina Javier Milei e Donald Trump eletto e prossimo presidente effettivo degli Stati Uniti da gennaio. La foto è stata scattata nella residenza di quest'ultimo a Mar-a-Lago in Florida, dove c'è stato un ricevimento per festeggiare appunto l'elezione di Trump, dove si è vista per l'ennesima volta una fortissima empatia, una fortissima corrispondenza ideale tra Milei e Donald Trump, e questo è un asse che fa ben sperare per il continente americano ma anche per il mondo. Ma al di là delle affinità concrete, è proprio simbolicamente una foto da scolpirsi in testa, a giudizio di chi vi parla. Perché? Perché segna una vera alternativa, vogliamo chiamarla di centrodestra, vogliamo chiamarla liberista, liberale, libertaria, conservatrice nel senso migliore, comunque un'alternativa alle politiche socialiste, politicamente corrette, che abbiamo dato troppo a lungo per scontato, soprattutto sul vecchio continente. Perché guardiamoli uno in fila all'altro. Donald Trump è colui che ha appena vinto le elezioni in nome dell'americano reale, in nome dell'economia reale, contro un partito democratico ridotto appunto a sentinella del wokismo, cioè è diventato il partito dell'elite che stava ridisegnando l'America attorno a questa ideologia politicamente corretta, supportata nel paese della libertà, da forme mascherate particolari di socialismo assistenziale per ogni singola minoranza presuntamente discriminata, quindi ideologia politicamente corretta tenuta in piedi da una pratica di sussidi per le minoranze. È a questo che si è ribellato sostanzialmente l'americano diffuso, l'americano reale, perché ha ascoltato l'altro alfabeto, quello di Trump, l'alfabeto che diceva vi riabbatto le tasse, come ho già fatto, quindi sono credibile quando ve l'ho detto, e ottenni la piena occupazione. Combatterò la corsa folle dei prezzi che vi sta strangolando, riporterò l'industria in America, da cui è scappata per la folle globalizzazione asimmetrica e masochista che ha fatto solo gli interessi della Cina. Insomma, toglierò burocrazia, amplierò i vostri spazi di libertà e riporterò industria e lavoro in America. Per questo ha vinto Trump, tant'è che l'hanno votato anche le presunte minoranze che tra lo sviluppo e i sussidi ideologici in America hanno scelto lo sviluppo. Elon Musk è il contraltare di questa operazione, ovviamente, ha appena avuto l'incarico e gestirà questo nuovo dipartimento per l'efficienza governativa, con chiaro mandato di Trump di disboscare la spesa inefficiente, di togliere leggi e regolamenti, di liberare appunto gli spiriti animali del capitalismo americano, che anche rimane il miglior meccanismo escogitato nella storia umana per creare ricchezza. Trump ha paragonato questa operazione che farà Musk al progetto Manhattan come impatto diciamo sul corpaccione burocratico federale. È sostanzialmente un liberismo senza complessi, un liberismo scatenato, un liberismo che
che non si limita a tagliuzzare, a ragionare su singole aliquote, ma cambia l'ottica, cioè meno Stato, togliamo lo Stato e lasciamo il campo libero alle idee, al dinamismo, al coraggio, all'iniziativa dell'americano concreto. Questo è il mandato di Musk. Pensate quanto ce ne sarebbe bisogno in paesi del vecchio continente segnati da strutture pubbliche e parapubbliche ben più pesanti di quelle del gigante americano. E poi c'è Milei. Milei sapete che con la motosega è la punta avanzata di questo ultraliberismo 5.0, ha preso un paese in ginocchio, piegato da decenni di politiche socialisteggianti, e lo sta ritirando su con una vera e propria cura shock reganiana, diciamo. Tagli, 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 libertà, libertà, libertà. Questo potrebbe essere il mantra di Milei. Allora, messi in fila questi tre soggetti, come dire, sbarazzini anche visivamente, appunto non politicamente corretti, non pettinati, rappresentano una vera alternativa. Non, come dire, un contrasto timido alle politiche di sinistra globali, una vera alternativa, indicano una strada anche per il nostro centrodestra. Cioè la rivoluzione burocratico-fiscale è una rivoluzione, non è una lodevole limatura sulle aliquote a favore soprattutto dei ceti medio-bassi, che è un'ottima notizia rispetto a quello che si è visto in Italia, ma deve essere una prima tappa per chi ha in mente davvero un modello alternativo. Ovviamente non siamo finti ingenui, la situazione italiana è completamente diversa, il debito pubblico italiano ha un impatto completamente diverso, nessuno pretende che da domani si usi la motosega liberista tout court in Italia, ma che almeno si abbia la chiarezza che quello è l'ideale regolativo. L'ideale regolativo è motosega e libertà. E quella foto lo scolpisce chiaramente, e consiglio a tutti gli amanti della libertà di tenerla ben fissa sul comodino. Grazie a tutti, a lunedì.